bentrovati a tutti a questa 11ª edizione del premio letterario Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi. Quest'anno sono anche i 100 anni dalla nascita del Mario, quindi è un'edizione particolare. Per aprire le danze oggi chiamo qui a parlare con voi il presidente del premio, Sergio Frigo. Adesso è il momento della relazione del professor Niccolò Scaffai, docente di critica letteraria e letterature comparate all'Università di Siena, dove dirige anche il centro interdipartimentale di ricerca Franco Fortini in storia della tradizione culturale del Novecento. Adesso ci intratterrà sul tema ecologia e letteratura nell'opera di Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto. Ora entriamo nel vivo della cerimonia di premiazione con la consegna dei primi premi. Partiamo con il riconoscimento al guardiano dell'Arca Osvaldo Dongilli. Quest'anno il comitato promotore ha assegnato questo premio al professor Pietro Piussi, docente di ecologia e selvicoltura che ha formato generazioni e generazioni di dirigenti forestali. Adesso veniamo ai premi letterari veri e propri. Partiamo con i libri segnalati che premiano, per cominciare, un'autrice francese, Stéphanie Besson, per un'opera di grande empatia e passione civile che si intitola Trouver refuge, edito da Glenand. Io chiamo sul palco Daniele Zovi, che è l'autore del prossimo libro segnalato dal premio, che lui è anche, come è stato detto prima, un compaesano e amico di Mario Rigoni Stern. Dopo il pensionamento come generale del Corpo Forestale si è dato alla scrittura con alcuni libri di successo sugli alberi, gli animali, la natura, come Autobiografia della neve, edito da Utet. Allora, adesso continuiamo con il terzo libro segnalato di questo premio di quest'anno, è Berg and Breakfast, edito dalla Bolzanina Rezia, e l'autrice è Selma Malknecht. L'autrice vincitrice dell'11ª edizione del premio Mario Rigoni Stern. Il libro si intitola Cieli neri, come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte, edito da Ponte alle Grazie. L'autrice è Irene Borgna. In Cieli neri ripropone con stile vivace e scorrevole il tema dell'inquinamento luminoso e della perduta bellezza dei cieli stellati. Il suo viaggio in cerca di notti vere, silenziose, illuminate solo dalle costellazioni, segue un lungo percorso tra Val Bavona, Stiria, Baviera, Renania, per concludersi il dove era iniziato nelle Alpi occidentali, tra il vallone dell'Arme e l'altipiano della Gardetta, le sue montagne del cuore. Non ci sono rimpianti per tempi lontani, c'è il desiderio di riprenderle e conoscerle quelle notti, in compagnia di Cassiopea e dell'Orsa Maggiore, in una solitudine senza solitudine.